Zero branco, ecco quel che resta della cassaforte sventrata della polizia locale. Vedi, sei qua. Mica mi spacca niente, sai. Vedi? Questi sono professionisti, ragazzi. I banditi in cerca di armi pensavano che i vigili di Zero branco avessero in dotazione anche le pistole di ordinanza, ecco perché gli investigatori presumono siano gli stessi malviventi che abbiano assaltato nei mesi scorsi il comando dei vigili di Roncade e Ponte di Piave, dove sono state rubate armi e pistole. Cercavano armi, probabilmente nel convincimento che avessimo armi per la polizia locale, cosa che noi non abbiamo. Nell'assalto armato all'alba di ieri con mazze e spranghe, presa di mira anche la cassaforte del comune. Hanno portato via 250 circa carte d'identità, quelle sulle quali poi si appone la foto e i dati, probabilmente per falsificarle. Con i banditi fuggiti a bordo di 2 auto, il sindaco Feston, senza la dotazione di un sistema di allarme in municipio e costretto a chiudere per furto, chiede la collaborazione dei suoi concittadini. Insisto nella collaborazione dei cittadini.